Amici bellini, un altro video su De Bruyne. Sì, no, in realtà questa volta no, anche se potrei, perché si è presentato come era giusto che si presentasse. No, dobbiamo riprendere i nomi del mercato perché ve l'avevo promesso ieri e quindi poi ci volevo mettere anche un nome mio. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto ad Alessandro Rippa, che si è praticamente iscritto da 2 minuti, quindi benvenutissimo, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, grazie mille per il vostro supporto. Iscrivetevi al canale se magari vi interessa anche sapere cosa succederà nel mondiale per club, perché io stasera me la guarderò. E magari insomma cliccate sulla campanella, no, non vi sveglierete, magari ve lo vedete il giorno dopo, però volevo portare dei contenuti quando possibile sul mondiale per club che comincia stasera con l'Al-Ahly contro l'Inter Miami, che si prende un attimo di pausa perché poi la MLS sta giocando, quindi è veramente roba strana. Lasciate un like per tutti i nomi del mercato che impazzano e è un assalto continuo, direbbe qualcuno, e andiamo a guardarli insieme spostandoci. Io spero di non laggare perché troppe finestre aperte di Transfer Market, ma perché i nomi sono tantissimi. L'ultimo fatto con insistenza è quello di Ademola Lookman. Look, man, qua dobbiamo parlare di un po' di cose. Allora, prima di tutto, se De Laurentiis ha cambiato completamente il modo di affrontare le sue cose, specialmente sul mercato, perché lui ci aveva detto più volte in maniera anche abbastanza netta e dura che non avrebbe più voluto avere a che fare con nessun giocatore coinvolto nella Coppa d'Africa, e sappiamo che proprio causa mondiale per club, vedi come riesco a collegare tutto, la Coppa d'Africa è stata spostata e sarà a fine anno 2025, a cavallo tra dicembre e gennaio 2026. Teniamo presente pure questo, perché lo perdi e chissà come ti ritrova, sempre. Ora volevo guardare anche le questioni degli infortuni, perché se qualcuno si è voluto divertire, ma quello poi De Bruyne si fa male sempre rotto, sono 3 anni che è rotto. Falsissimo. Volevo guardare anche questo, perché insieme al nome di Lookman si è fatto il nome di Chiesa. Allora, se guardiamo Lookman, tra l'altro contributo al gol importante nelle 31 partite che ha fatto, parliamo di 15 gol e mi pare 4 assist o 5 assist, insomma non male proprio. E di partite saltate ne vediamo 6 l'anno scorso, 3 2 anni fa, 7 3 anni fa, appena 2, 4 e 10. Insomma non salta tante partite, quindi sotto questo punto di vista potrebbe essere buono, una garanzia rispetto ai 27 anni che ha. Perché sottolineo questa storia dei 27 anni? Perché ne parlavamo nel gruppo Telegram. Se io dovessi sceglierei Nusa, affonderei di più il colpo su Nusa per la questione della futuribilità, perché è giovanissimo, perché non ti occupa liste, perché evidentemente esce dal fuoco e sarà affamatissimo, e forse ti costa anche di meno, oltre a non avere il problema della Coppa d'Africa. Luca è un giocatore che quando mi gioca contro io ho sempre paura, che sia contro il Napoli o che sia contro di me al fantacalcio. Quindi non è che io mi lamento se il Napoli affonda su Lookman, però tra prezzo e questione Coppa d'Africa non mi preoccupa tatticamente. Secondo me lo puoi mettere esterno, lo puoi mettere anche seconda punta, sottopunta, in quella zona si muove abbastanza, quello non mi sembra un problema. Però ragionerei sulla possibilità che ci sono altri profili che si possono prendere che ti rappresentano meno problemi, ma questo profilo non corrisponde a Federico Chiesa. Mi dispiace, lo devo dire, dobbiamo insistere. A un certo punto mio zio Dino mi disse, io avevo 19 anni: Aurelio, che fai? Vieni con me in America. Se ne parla ogni anno, a quanto pare piace moltissimo a Conte. Stessa età di Lookman, assolutamente stessa età, addirittura stesso giorno, stesso mese, il 20 ottobre Lookman, il 25 Chiesa. Però dalla sua, oltre ad aver giocato pochissimo l'anno scorso,
un prezzo molto più basso, giustamente, perché si è deprezzato completamente, ma a livello di infortuni troppi, tanti e tante partite perse. Nell'ultimo anno 14 partite perse, 2 anni fa 11, 3 anni fa 16 partite perse, 4 anni fa 57 partite perse, ovviamente gli infortuni gravi, 7, 3 e 6. Insomma, per un giocatore che infiamma, che anche lui quando ce l'hai contro ti viene quella pericolosità, il pensiero della pericolosità, questo a un certo punto se ne può andare in velocità, può mettere un pallone in mezzo, c'ha la duttilità di uno che può giocare sia a destra che a sinistra quasi indifferentemente, però la propensione agli infortuni esiste e secondo me tende a buttarsi a terra un po' troppo facilmente, il che con certe maglie va bene, ma con altre sappiamo che è diverso. Quindi se dovessi bussare a casa a Liverpool mi rivolgerei a quel punto a Darwin Núñez, di cui si continua a parlare, e anche là si può fare la compilation dei gol mangiati, perché ce ne sono tantissimi, ma ci sono altrettanti gol fatti, ed è un giocatore, poi c'ha quella sensazione del giocatore uruguaiano che si prende poi l'ideale eredità di Cavani, non sarebbe assolutamente male. Però contemporaneamente ci dicono anche che Conte non vuole profili ingombranti e che te vai a pigliare Núñez. È ingombrante sì per Lukaku, poi se la possono dividere, poi possono coesistere, questo è un altro paio di mani. Vediamo chi altro esce da questo gruppone di... esce il Napoli con tutti i rumors che ci sono, ne sono ovviamente tantissimi. Beh, insomma, parlavamo di Darwin Núñez, anche qui io lo tengo presente la questione degli infortuni, perché servirà gente, si giocherà molto e non possiamo rischiare. Non vedo grandi cose, 2 partite perse, 5 partite perse, 10 partite perse, 4, 21, 2, 38, qua abbiamo 2 infortuni importanti ma sono lontani. Più che altro ultimamente nell'ultima annata non ha segnato molto. Questo bisogna dirlo, è comunque una spesa importante, ma comunque un'annata, e di un'annata, insomma, non ti vai a prendere un giocatore a fine carriera sicuramente, è uno che puoi rilanciare, e quindi non mi dispiace affatto. Nella prospettiva però di giocatori più giovani, guardate che sfizio questo Sánchez Juanlu, e poi si chiama Juan Luis Sánchez Velasco, che è questo terzino. Stiamo vedendo, mi pare gli amici Bellini Telegram se lo stanno seguendo, perché stava giocando in questi minuti con la Spagna Under 21. È un terzino che va, tant'è vero che gioca spesso anche proprio come ala offensiva. Mi fa sfizio vedere che possa giocare anche a centrocampo, un po' come l'Alexander-Arnold dei no altri, che poi sarebbe Di Lorenzo. E quindi qua mi piace assai l'idea che si sta facendo, un discorso che Di Lorenzo non è eterno, non è che puoi sempre contare che Di Lorenzo è un robot e te le gioca tutte. Cominciamo a guardare anche al futuro, e questo qua per esempio come prezzo 12 qua, pare che il Napoli ne offra 15, molto molto interessante. Ho guardato i vari highlights, c'ha spunto, c'ha anche un po' di senso del gol e non dispiace affatto. Il Napoli molto attivo per quanto riguarda la Spagna, qua è talmente giovane che la propensione di infortuni non ce la guardiamo nemmeno. Ovviamente questo sempre se non si possa arrivare al mio pupillo, che è Wilfried Singo, e lo sapete che io vado ai matti. 25 milioni ancora, secondo me li vale ancora tutti, 24 anni, quindi non è in là con l'età. E poi è un giocatore che potentissimo fisicamente, si fa tutta la fascia, ma ha imparato anche ad essere difensore centrale, quindi la duttilità, se vuoi giocare a 3 è un perfetto braccetto, a differenza di Di Lorenzo che lo devi lasciare andare. Lui, avendo fatto anche il centrale di difesa, sarebbe perfetto come braccetto di destra. Immagina Singo, Rachmani, buongiorno.
Singo, buongiorno anche Olivera, oppure un Singo Beukama e buongiorno dall'altra parte. Mica male, però non lo so se è nel giro, se è libero, se lo vendono, questo non lo so. E tra i vari pupilli mi piace prendermi uno sfizio, perché chi mi segue da una vita sa che nella nazionale americana io avevo individuato un profilo che era quello di Anthony Robinson, terzino sinistro cresciuto in Inghilterra, poi sceglie molti. Questa è una curiosità che vi arriva dal mio Umberto Livello. Signori, lo stesso McTominay mica nasce in Scozia. Sono moltissimi i giocatori, anche Lookman, sono moltissimi i giocatori che nascono in Inghilterra, ma poi nella nazionale inglese non avrò spazio e quindi poi scelgono dove andare. Anthony Robinson sceglie l'America ed ecco perché l'avrei voluto come terzino sinistro del Napoli. E la mia idea era il prossimo Mario Rui, nel senso cresce insieme a Mario Rui, poi arriva Olivera e vabbè. Però nel frattempo, quando a me piaceva valeva 5 milioni e qualcosa, nel frattempo è arrivato a 35, quindi la sua crescita l'ha fatta. Non so se è fattibile, ma quest'anno noi possiamo guardare a tutti i profili possibili e immaginabili. Questo perché il discorso sui terzini sinistri, perché leggiamo che su Miguel Gutiérrez, altro profilo seguito dal Napoli, pare che ci sia un rallentamento, uno stop così. Anche qua giocatore molto simile alla questione di Juanlu Sanchez, perché abbiamo uno che è di 23 anni, che gioca credo anche abbia fatto la nazionale Under 21, adesso è oltre una ventina di milioni, terzino sinistro che va, e vedete adesso sta aumentando anche la possibilità, vedete anche la Juventus interessa, ma devono sempre mettere la se sanno fatto pure la maglietta col mare, lasciateci perdere. Sì, vedete tutta la Spagna, tutta la trafila nelle nazionali della Spagna, però pare ci sia un rallentamento, quindi se c'è un rallentamento e ci serve pensare a un terzino sinistro del futuro, ve l'ho proposto Anthony Robinson, ma se non dovesse essere possibile, questo è il giocatore che propongo io, è la mia nuova fissazione e lo farò e lo dirò finché non esploderà, perché questo deve esplodere per forza. Signori, io non credo che Marco Palestra dell'Atalanta valga 3 milioni, altrimenti te lo devi andare a prendere immediatamente. È evidente da come porta avanti il pallone che sto ragazzo c'ha un futuro davanti brillante, perché ha tecnica, perché ha un gran fisico, 1,86, è del 2005, ha da poco fatto 20 anni ed è assolutamente ambidestro, perché quando si porta avanti il pallone conduce col sinistro, ma fa i cross, tira i calci d'angolo, tira le punizioni con il destro, una roba che a me, lo sapete, fa impazzire. Quindi ti può giocare su tutta la fascia destra, se Wallu no fanno dei problemi le commissioni così, vatti a prendere Palestra subito adesso, che se ci fosse ancora Gasperini probabilmente non te lo lascerebbe mai, ma prima che se lo porta alla Roma, prima chissà se Juric punta sui giovani, vatti a prendere questo qua che ti può giocare sulla destra e indifferentemente per quanto mi riguarda anche sulla sinistra, un giocatore che secondo me esploderà per forza. Il valore non può essere di 3 milioni, altrimenti me lo compro io, faccio un prestito qua con le banche così e me lo compro io e lo regalo al Napoli. Giocatore di grande prospettiva, tenetelo presente. Su Nusa abbiamo parlato ampiamente, il prezzo è quello che è, però è un altro che è del 2005, quindi te lo ritrovi. Noi dobbiamo, e vedo che Napoli lo sta facendo, sta seguendo dei profili anche futuribili, non solo belli e fatti e pronti, quindi anche qua d'utilità, che può giocare sia a sinistra che a destra. Dobbiamo capire, vorrei parlare un attimo con Conte per capire se lui ha intenzione un modulo di riferimento oppure vuole semplicemente giocatori forti e poi decide a Di Maro come mettersi, oppure non abbiamo un modo, non diamo punti di riferimento a nessuno, ogni partita è diversa. Eppure potrebbe essere interessantissimo. Tra l'altro la nuova tazza, questa è la nuova tazza tattica per l'annata, perché sì, De Bruyne, su De Bruyne vi ho fatto una maglietta perché pare che prenda il 14 sul fluido.net, alla vostra. Servirà una bella vena e servirà il miglior Conte, e un altro che ci piaceva già a Lecce ma nel frattempo è esploso e secondo me inarrivabile, è Hjulmand. È arrivato a una quotazione di 25 milioni, un giocatore che ha aggiunto anche gol a tutto il lavoro che faceva già nel Lecce. Questo te lo devi andare a prendere se ti vengono a prendere Lobotka.
Se qualcuno si viene a prendere Lobotka devi andare a prendere questo qua, altrimenti vado in grossa difficoltà. Se la gioca, Gilmour cresce, va benissimo, ma serve lui e non voglio sapere niente. Dopodiché, visto che ci avevano detto che Musa forse non ci troviamo con i bonus, il Milan spinge, chiede troppo, non esageriamo, 27, 28, già per me 22, 23 erano troppi per quanto riguarda Musa, e se insistono e tirano troppo la corda, lasciagli Musa, se la piangessero loro, e vatti a ributtare su Florentino Luis del Benfica, che è un giocatore proprio il classico mediano difensivo, centrocampista difensivo, che può fare il centrale, secondo me può fare anche la mezzala con meno inserimento rispetto a quello che abbiamo visto fare ad Anghissà, ma se devi sostituire Anghissà, secondo me questo qua, tra i vari profili che ho potuto guardare, con un prezzo ancora abbordabile, se è questa la valutazione, un giocatore che mi sembra molto interessante, pochissimi infortuni, non so se questo è vero, cioè per 4 anni non ha mai avuto un infortunio e non è da sottovalutare questa cosa, molto solido, anche con una certa personalità, quando ti fai capire così probabilmente una certa personalità ce l'hai. Difensivo non credo che abbia i gol, ma nemmeno Anghissà aveva tutti quei gol e Conte glieli ha fatti fare, quindi ragioniamo anche su Florentino, e questa è la situazione dei rumors e dei like che voi potete lasciare per quanto riguarda il Napoli. Fatemi vedere se sono uscite delle cose nuove. Niente, si continua a dire che Lucca è molto vicino al Napoli, non ne abbiamo parlato. Lucca mi piace semplicemente perché è uno specialista. Lo specialista significa che ha una skill su cui è più bravo degli altri, perché sul colpo di testa Lucca è altissimo, e anche credo sulla protezione del pallone. Penso che questo piaccia a Conte, è veramente anche grandissime potenzialità. Se lavora su quello e lo fa diventare una sponda umana per gli inserimenti dei vari De Bruyne, dei vari McTominay, diventa interessante. Però insomma, devo scegliere tra Lucca, perché se ti chiedono 30 milioni per Lucca, io guardo Bonni, guardo Darwin Nunez. Se dobbiamo guardiamo bene. Per Musa trattativa in stand by, per Nusa resiste il nome, poi si parla anche di Jesus Rodriguez. Vabbè, col Napoli che ha rifiutato 12 milioni dal Besiktas per Anghissà, devono arrivarne almeno 20, mentre resiste anche il Bologna per Beuk, ma dice che 30 milioni non bastano. Vatta a Piassingo, che fai una cosa tutti insieme, vatti a pigliare a Singo, aspettando sempre di capire che fine deve fare Osimhen, perché se lui vuole effettivamente 12 milioni di euro all'anno non li hai né in Premier League, non li avrai sicuramente in Italia, continuano a linkarlo alla Juve, ma se loro si devono togliere Vlahovic perché non possono permetterselo, come possono permettersi Osimhen? È un dubbio, è un dilemma che scopriremo solamente iscrivendoci al canale, lasciando i like, e ci vediamo stanotte probabilmente per il mondiale per club, e se riesco a organizzarmi magari vi porto pure allo stadio con me, che ve ne dite?